Regione siciliana, nominati i 12 assessori della giunta di governo. Monti, sistema sanitario a risico. Politica italiana, primari di centro-sinistra, Bersani e Renzi vanno allo secondo turno. Elezioni in Catalogna, successo degli indipendentisti. Pallone, lu derby allo Palermo. Benedica a tutti. Lo giorno 23 di novembre, il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta dichiarò pubblicamente per mezzo della stampa i nomi delle 12 assessore della soggiunta, formata di 12 tecnici, di chisti 7 le femmine. Ecco la giunta, presidente Rosario Crocetta. Formazioni Nelli Scilabra, infrastrutture Nino Bartolotta, turismo Franco Battiato, travaglio e famiglia Ester Bonafede, funzione pubblica Patrizia Valenti, agricoltura Dario Cartabellotta, attività produttive Linda Vanchieri, cultura Antonio Zichichi, sanità Lucia Borsellino, territorio Mariella Lobello, energia Nicolò Marino, economia Francesca Basilico D'Amelio, che venne sostituita lo 26 con Luca Bianchi. Lo 27 di novembre, il presidente del Consiglio Mario Monti, durante il suo intervento in videoconferenza per la presentazione in Palermo del progetto del nuovo centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica della Fondazione RIMED, disse che non è sicuro che in tale futuro si possa continuare a garantire l'attuale sistema sanitario. La passata domenica 25 si fecero le primarie in tale centro-sinistra. Lo più votato fu Pierluigi Bersani, con il 44,9% dei voti. Secondo arrivò Matteo Renzi, con il 35,5%, e terzo Nichi Vendola di Selle, con il 15,6%. Gli altri due candidati, Laura Puppato e Bruno Tabacci, pigliarono rispettivamente il 2,6% e l'1,4% dei voti. Domenica 2 di dicembre c'è la disfida di secondo turno tra Bersani e Renzi per decidere qual è il candidato dello centro-sinistra alle prossime elezioni per diventare presidente dello Consiglio. Lo passato 26 di novembre, lo Senato della Repubblica Italiana respinse con 23 voti contrari, 29 sì e 9 astenuti, l'articolo 1 del disegno di legge che voleva la detenzione di un anno di carcere per i giornalisti colpevoli di diffamazione. Spagna, domenica 25 di novembre in Catalogna si votava per eleggere i 135 deputati che hanno a formare un nuovo Parlamento regionale e magari per lo presidente. Artur Mas vincì la disfida contro le sue sfidanti, ma il suo partito autonomista di destra, Convergenza e Unió, non riuscì a pigliarsi le 68 seggi che avessero rappresentato la maggioranza assoluta. Lo partito autonomista durante la campagna elettorale giocò le sue carte con il tema del referendum per l'indipendenza della Catalogna di Madrid. Sopra questo lo partito di Mas può contare con l'appoggio di l'ERC, l'altro partito indipendentista ma della sinistra, che fu lo vero vincitore di queste elezioni, vedendo aumentare i suoi seggi di 10 a 21. Egitto, 23 di novembre, morsi come Mubarak. È lo grido caniscio della vucca degli egiziani in tali passati giorni, dopo l'approvazione di un decreto che ha di fatto un potere illimitato allo presidente Morsi. Le manifestazioni in tali piazze dell'Egitto, con cittadine ferite, fanno pensare per una banna alla primavera araba di 2 anni fa e dell'altra banna a quanto lo paese è desideroso di democrazia. Chi duca la fodda rimprovera lo presidente è che non pensava allo bene del paese, ma che l'unico suo fine era lo controllo dell'Egitto. Magari l'autocommissario delle Nazioni Unite per i diritti umani disse che è preoccupato delle conseguenze che può avere questa decisione di un capo di Stato egiziano verso i diritti delle sue cittadine. Bangladesh. Sono più di 100 le morti in una fabbrica di Dhaka, in tale Bangladesh. L'incendio si sviluppò la tarda sera del 25 di novembre, quando travagliavano 250 operai, per la maggior parte impegnati in tale piane alte. La fabbrica che produce robe aveva 9 piani e le vampe cominciarono a svilupparsi dello piano terra e all'operare ci venne trafficoso arrivare a nascere. Assai morirono saltando delle finestre e altri per mancanza d'aria. Altri ancora invece acchianarono sopra le tette e furono salvati dai vigili dello fuoco che travagliarono per 4 ore per stutare l'incendio. Palermo, dalla Champagneria, quartiere conosciuto per il centro della movida palermitana, sempre più spesso si nota un crescimento delle infrazioni a causa dello scarso senso civico degli ipotecatori che, per aumentare i suoi clienti, attuano comportamenti illegali. La sera di sabato 24 di novembre, infatti, ci fu una sciara tra alcuni cittadini che reclamavano lo diritto alla passeata e un commerciante che, per fare accrescere il numero delle tavoline, aveva stringiuto lo spazio per passare a uno stretto corridore onde diventava piuttosto difficile l'urreolare passivo delle cristiane.
Alla fine il commerciante si convince a levare le tavole di fora per ristabilire lo normale passeo. Benedica a tutti. Pallone Serie A. Sabato 24 di novembre giocava l'Uterbe di Sicilia, tra lo stadio Barbera. Lo Palermo riceveva lo Catania per chiedere che è la partita più sentuta delle diffuse delle due squadre siciliane più importanti. Lo Palermo non deludiva lo suo pubblico e vinceva con il risultato di 3-1, partita che riusciva a controllare senza correre grande pericolo. Le reti delle palermitane furono di Miccoli allo 10° e di Ilicic nello secondo tempo, allo 4° e allo 15°. Lo Catania segnava il gol della Bannera, una punizione di Lode allo 24°. Già la classificazione, lo Catania arresta a 19 punti e lo Palermo arriva a 14. Lo martedì 27, lo Palermo esce fuori dalla Coppa Italia, perdendo in casa con lo Verona, più 1-2. Pallone Lega Pro, prima divisione. Lo Trapani pareggiava domenica 25 a Pavia, con il risultato di 2-2. Per due volte la squadra di Boscaglia aveva riuscito a passare in vantaggio con le reti di Mancosu e Basso, ma non poté evitare la remonta dello Pavia. Tra la classificazione, ora lo Trapani è quarto con 19 punti. Pallacanestro, Lega 2. Lo Barcellona vinceva domenica 25 con il risultato di 82-78, fuori a casa contro lo Veroli. Lo capo d'Orlando di Pozzecco non riusciva a vincere la sua seconda partita e perdeva in casa tra l'ultimo secondo contro lo Trento per 80-82. Lunedì 26 di novembre, lo ciclista messinese Vincenzo Nibale riceveva a Ponte Nuovo di Calenzano in Toscana lo premio Giglio d'Oro come meglio ciclista dell'anno 2012. Questo è tutto per questa settimana. Ne vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo!